Va ora in onda la rassegna stampa. Ma dai, ma che gentile, me la mandi in onda anche quest'oggi, grazie a Francesco, ma certo non manca mai, qualunque cosa accada, certo, lui è sempre qui, anche perché oggi è una giornata assolutamente tranquilla, pioviggina su Milano e quindi perché restare a letto quando poi a letto non ci staresti perché avresti altro da fare e quindi vieni con me, vieni da me. Grazie a tutti coloro che stanno arrivando alle 7:31, accendono la radiolina, anzi ce l'avevano già accesa da prima, lo so, perché vi piace svegliarvi accendendo l'ultima radio ancora libera, Radio Libertà. Buon mattino da Sammy Varin, certamente siamo anche oggi in diretta per voi con la rassegna stampa o come la vogliate chiamare, un evento, un qualcosa che facciamo insieme per capire dove va l'informazione dei quotidiani cartacei quest'oggi. Posso dirvi che ho fatto un po' più di fatica del solito oggi, perché non ci sono proprio articoli, notizie che... Allora ho trovato roba buona comunque per voi, eh sì, perché insomma non mi soffermo sui titoli che leggono tutti quanti nelle altre rassegne stampa, ci sono, li cito, ma poi vado a cercare il meglio per voi ascoltatori esigenti che scegliete la Radio DAB per ascoltare Radio Libertà in tutta Italia, che avete scaricato l'applicazione di Radio Libertà sul vostro cellulare, che ci sbirciate dal sito radiolibertà.net. Guarda Francesco dove sono finito, ma è un caso? Sono finito sulla pagina dove c'è scritto sostienici con una donazione. Dai, è possibile aiutare questa radio attraverso il sito radiolibertà.net e cliccando sostienici. È una donazione di quello che volete. Qui c'è scritto non inferiore a 10 euro, ma tranquilli, ne donate anche 5, meglio 50, che potete fare anche attraverso il conto corrente postale 3767 1294. Eccolo qua, guarda, 3767 1294. È tutto specificato sul sito radiolibertà.net cliccando sostienici. Ed è un gesto bellissimo che potete fare verso la radio che vi tiene compagnia dalla mattina alla sera, parlando e cercando anche di farvi capire dove va la, speriamo, buona politica. Dove cavolo va la buona politica quest'oggi? Ce lo chiediamo partendo dal sito del Corriere. Vediamo un po' se ci sono novità riguardo. Non ci sono proprio niente novità, proprio allora il Corriere parte col data room della Gabanelli che subito naturalmente ci mena il torrone con la O. Criminalità e sicurezza, cos'è propaganda e cosa realtà, e quindi racconta dei nuovi reati istituiti da questo governo, ma che ci sono gli agenti che sono pochi, le pene che sono inapplicabili per colpa di chi non lo dice, quanto sono cresciuti rapine, furti e stupri e i dati del 2025 perché le forze sul campo hanno difficoltà a coordinarsi. Insomma, leggete il data room della Gabanelli e non uscite di casa, anche perché se uscite di casa e succede quello che è successo ieri in Viale Fulvio Testi, mamma mia, morto il 19enne dopo lo schianto tra auto, l'amico alla guida senza patente si era finto soccorritore, smentito da un medico, capisci? Cioè uno era senza patente, quell'altro era druga, che l'altro era ancora che ha fatto finta di passare lì per caso per fare soccorritore. Mi viene veramente da vomitare. Il sito del Corriere e anche sul cartaceo parla di un'Europa a un bivio. Bivio! Qual è il bivio in cui si trova l'Europa? Un piano di aiuti a Kiev per 2 anni o c'è il rischio che Putin dilaghi? Ah, però che bel bivio, ragazzi miei! Cioè, se non aiutiamo Kiev,
Putin dilagherà e chiaramente ci vedremo i soldati russi arrivare nella nebbia. L'Unione Europea a caccia di una soluzione sugli asset della flotta russa. Il Fondo Monetario Internazionale potrebbe prestare all'Ucraina da 8 miliardi fino al 2029. Fatto sta che tra poco vi leggo, chiaro che potremmo utilizzare gli asset russi, però poi quelli si incazzano, ma è l'unico sistema per andare avanti e c'è la Lega di mezzo, perché infatti Zelensky è in tour, Zelensky in tour non fa spettacoli ma chiede ugualmente soldi e in Italia è un caso, sarà un caso, non ci passa. Ma guarda un po' che strano. Il sito di Repubblica invece parte con il bonus elettrodomestici da domani al via, è un casino, ve lo dico subito, per avere 100 euro una fatica della Madonna e uno dice vabbè lasciamo stare, il forno me lo compro il prossimo anno, non c'è mica fretta ragazzi. Giriamo immediatamente sui WhatsApp. Certo, ne stanno arrivando anche durante la notte e do subito la possibilità a chi ci vuole fare i complimenti, mandarci a quel paese, darci delle idee, dirci leggi questo quotidiano piuttosto che quell'altro. Scrivetemi 340 67 09 659 340 67 09 659 il numero dedicato a tutti coloro che vogliono interloquire con noi attraverso un messaggio WhatsApp, attraverso un audio, un video e il primo che arriva in radio a qualunque ora del giorno o della notte vi legge il vostro messaggio. Questo ce l'ha con Gattuso, futuro segretario del PD, grida ma non combina nulla, privilegiato e falso, vero identikit del radical chic, scrive Mattia, e se non diventa segretario del PD, subito segretario della CGIL, difende i fancazzisti privilegiati. Mattia, non lo so io questa notte cosa hai fatto per pensare a Gattuso. Comunque ti porto via subito, non c'è nessun problema, anche perché signori, ve l'ho detto, oggi ci sono dei quotidiani potenti e ce ne sono altri così mosci, guarda, che ci è voluta proprio tutta la grande professionalità di Sammy Varin per cercare la notizia che a voi piace tanto, lo so, siete a caccia di quelle notizie, la verità. Oggi cominciamo con la verità, che dice proprio la verità, perché parla della questua di Volodymyr Zelensky a zonzo in Europa per chiedere i nostri soldi. Prima è stato in Grecia, oggi va a Parigi e domani in Spagna. Nota bene, dall'Italia non passa. Il presidente ucraino ha la faccia tosta di pretendere gas, fondi e aerei dopo che i suoi hanno sperperato svariati miliardi per farsi i water d'oro. E chiaramente noi siamo sempre qua un po' invidiosi di questi water d'oro che loro hanno e noi no, e anzi alcuni insomma siamo anche conciati male, sappiamo, ma che costano, cambiare i water costano, cerchiamo almeno di tenerli puliti. E oggi la verità intervista l'esperto Fabbri che dice: se cambia leader Kiev nell'Unione Europea può far comodo a Mosca, ma in centropagina, Milano capitale del crimine, ne parla Fabio Amendolara a pagina 4, e già qui scopriamo nuove motivazioni per comprare oggi la verità del lunedì. Le conversioni fasulle, signori, oggi ce n'è più d'una sui quotidiani. I Dem scoprono la sicurezza solo per usarla contro il governo. Attenzione, anche a Torino, sì, c'è il sindaco che dice la sicurezza, l'abbiamo inventata noi. Lasciatemi stare. Maurizio Gasparri non so se la merita, signori, ma c'è un doppio paginone oggi sul quotidiano La Verità con Maurizio Gasparri intervistato, che dice nelle interviste del lunedì: dai PM di destra troppi silenzi e poco coraggio. Mario Dinolfi
Lui una pagina la merita di sicuro. Wok e Islam come l'alleanza tra rossi e nazi. Nelle interviste del lunedì sulla Verità c'era anche Luigi Maratin. Da 10 anni la CGIL sciopera senza motivo. Ancora sul quotidiano La Verità si parla di emergenza clima. L'emergenza clima non c'è. Ecco i numeri. Secondo uno studio italiano, la maggior parte degli indicatori globali, produzione agricola, siccità, livelli di mortalità, negli anni è rimasta stabile o addirittura migliorato, signori. Se ne occupa, e so che siete interessati su questo argomento, Sergio Giraldo. Parla di come uno studio italiano smonti la retorica dell'emergenza climatica, esaminando 43 parametri oggettivi noti e condivisi dalla comunità scientifica. I due autori, Gianluca Limonti e Luigi Mariani, mostrano come frequenza e intensità dei fenomeni climatici estremi non siano aumentate negli ultimi decenni. Che tempo fa da voi stamattina a proposito? Qui pioggerella fine fine, naturalmente, facciamo il segno della croce, che fa sempre bene farlo a quest'ora del mattino, sperando che non ci siano scherzi, ma non c'è emergenza climatica, ci sono sempre state queste cose, basta che non arrivino da noi. Sai che faccio? Oggi, ma facciamola così, dai, facciamola così, entriamo subito sul quotidiano La Verità. Lo so che vi piace, è il migliore, devo dire, scelto da voi ogni mattina. Quest'oggi faccio un favore a chi magari tra un quarto d'ora mi deve spegnere perché arriva sul posto di lavoro. Attenzione, vi dico una cosa che non sapete: il meglio o il peggio di questa rassegna stampa vanno in onda ogni sera dalle 20 alle 21, quindi se riaccendete la vostra radiolina la sera alle 8 di sera per cena, vi faccio andare tutto di traverso. C'è la possibilità anche dal sito radiolibertà.net di scaricare il podcast e quindi l'intera trasmissione, oltre che, e saluto caramente, gli amici che ci seguono su Facebook o su YouTube, dove c'è l'audio ma c'è anche il video, specie sulla pagina Facebook di Lega Salvini Premier. La Verità, pagina 2, intervista codesto Dario Fabbri, esperto di geopolitica e direttore di Domino. Cosa dice questo Dario Fabbri? Dice che Kiev nell'Unione Europea può fare comodo a Mosca. Se l'Ucraina in futuro cambiasse regime, diventerebbe un cavallo di Troia dei russi. La corruzione a quelle latitudini è normale. Putin ha ottenuto solo vittorie tattiche. Adesso gli serve la caduta di Zelensky. E ancora, la ricostruzione non la pagheranno gli USA e nemmeno la Russia. Usare i suoi famosi fondi congelati esporrebbe l'Europa a rappresaglie. Interessante anche il libro di Dario Fabbri che si intitola Il destino dei popoli. Paginone quest'oggi con Dario Fabbri che parla di Kiev e di Ucraina. A proposito, ne parla anche il quotidiano La Verità, pagina 3. Vladimir fa la questua in Europa, tour per chiedere armi, gas e soldi. Ieri tappa in Grecia, oggi in Francia. Domani in Spagna il leader ucraino stringe nuovi accordi offrendo vaghe promesse di riforme antiruberie. Un ex manager di Stato lo accusa, protegge i suoi fedelissimi. Articolone di Carlo Cambi oggi sulla Verità, che spesso è da queste parti, ospite di Giulio Cainarca. Non indossa il saio del pentimento anche se assomiglia sempre più a Fra Galdino impegnato in una questua perenne. È Zelensky che ieri è andato in Grecia, oggi sarà a Parigi, domani in Spagna a chiedere soldi, energia ed armi. Come il frate cercatore del Manzoni dice: noi siamo come il mare che riceve acqua da tutte le parti e la torna a distribuire ai fiumi, solo che i suoi fiumi sono gli oligarchi e gli amici dello stesso Zelensky che si sono spartiti tangenti miliardarie mentre gli ucraini continuano a morire di guerra e di freddo. Signori, tutto da leggere oggi a pagina 3 del quotidiano La Verità.
Se siete contenti, oggi vi faccio passare ogni sorriso a pagina 4 con Sala che riduce Milano a capitale dei reati. Via gli stranieri? I giudici frenano. Per Italia Oggi, Milano è al primo posto per crimini commessi. 2 sentenze della Cassazione riscrivono l'iter per le espulsioni. E attenzione alla frase di Piantedosi, che direi che oggi lo facciamo l'uomo del giorno. Il ministro sferza i progressisti dicendo: i condoni, le sanatorie, le regolarizzazioni valgono solo se servono a perseguire obiettivi politici? Non capisco perché la parte politica che si contrappone al condono e a quello che il governo vuole fare propone sanatorie in materia di irregolarità della posizione di soggiorno degli immigrati. Così il ministro dell'Interno Piantedosi si è espresso a proposito dell'emendamento di Fratelli d'Italia alla manovra che riapre il condono del 2003. Condonare significa a determinate condizioni mettere in regola vecchie procedure, resettarle e ripartire. Credo che sia un'operazione di buon senso. Allora, che facciamo la sanatoria? La facciamo solo per gli immigrati? Punto di domanda. Tan, da, da, da. Ne parla quest'oggi La Verità, pagina 4, con un po' di allegria. Senza tetto nigeriano picchia un volontario di 84 anni. La vittima stava dando una mano alla mensa dei poveri. C'è un riquadretto che non voglio leggere neanche, guarda, perché poi ti fanno incacchiare queste cose. Già, non possiamo arrabbiarci alle 8:10 del mattino, ragazzi. Vedi Sammy Varin che c'è un motivo per cui è meglio non leggere La Verità a quest'ora, eh? C'è Luigi Maratina, allora, pagina 7, riformare il centro-sinistra è una missione impossibile. Certo, anche perché adesso hanno in mente di andare con quelli di Patto per il Nord. Ve ne parlo tra poco, lo so che siete in tanti ad ascoltare questa radio, certamente di destra, di sinistra, che amate la politica, che odiate la politica, ma ci sono anche gli odiatori della Lega, quelli che non hanno avuto la cadrega. Bella rima questa, me la sono studiata tutta la notte. E allora c'è Patto per il Nord, Se non avete avuto la cadrega, scegliete Patto per il Nord, ma soprattutto l'applauso è arrivato dal Partito Democratico, quello che Sammy Varin vi lanciava già in questi mesi, signori. È avvenuto davvero. Sì, ho deciso di aprire uno studio di cartomanzia. Avete problemi d'amore, affari, il lavoro? Mago Professor Varin può aiutarvi. Ma di questo ve ne parlo più avanti, altrimenti mi spegnete e girate su Radio Popolare. Voi fuoriusciti della Lega, Vi conviene girare su Radio Popolare perché ormai sono i più vostri grandi amici piddini. Riformare il centro-sinistra è una missione impossibile, dice Luigi Maratin oggi a pagina 7. Il segretario del Partito Liberal Democratico, ex PD, dice: la manovra non aiuta i ricchi, anzi il ceto medio resta troppo tartassato. Per abbassare la pressione fiscale serve più coraggio. Carlo Cambi oggi intervista Luigi Maratin. Ma l'intervista del giorno, bada ben, due paginoni per Maurizio Gasparri. E chi se l'aspettava? Per la pensione presto, prima c'è da formare la nuova elite di Forza Italia. C'è lì che si sono accorti anche loro che come caratura è nuova, ci abbiamo ben pochetto in Forza Italia. Il capogruppo azzurro, tra ricordi e attualità: Casini ha perso il colle per colpa di Salvini. I giovani in politica devono imparare ad eseguire. Quelli che rompono spariscono subito. Oh, bello tosto oggi. Maurizio Gasparri intervistato da Giacomo Amadori quest'oggi sul quotidiano La Verità. 2 paginoni fitti che non finiscono più. Ma finisce presto invece, ma rende molto, l'intervista a Mario Adinolfi a pagina 11 della Verità, che parla di alleanza woke Islam, che ricorda il vecchio patto
tra comunisti e nazisti. Il saggista dice: Mamdani filo gay? No, è solo il cavallo di Troia dei musulmani. I cattolici meritano più attenzione dal governo. E attenzione, avete sentito che nel weekendozzo è venuto fuori il nuovo partitozzo dei musulmani? È tutto vero. E subito la sinistra radicale gli strizza l'occhio. Bada guarda, bada guarda. Federico Novelli: non ho problemi a dire che Zoran Mandani farà più danni a New York degli attentatori dell'11 settembre. Mario Adinolfi, giornalista, presidente del Movimento Cattolico del Popolo della Famiglia, nonché fondatore del Partito Democratico ai tempi di Veltroni, sta davvero parlando del neosindaco di New York socialista e musulmano? Proprio lui. Chiamarlo socialista mi pare esagerato, dice Adinolfi. Parliamo pur sempre della sinistra dei dem americani. È semplicemente un ragazzo nato strabene, non certo un campione dell'ultraproletariato. Il vero dato identitario però è l'islamismo. Perché? Un musulmano sciita sposato con una siriana musulmana che durante la campagna elettorale si è fatto fotografare deliberatamente mentre prega in moschea inginocchiato con altri uomini? Non comprendiamo la potenza propagandistica di questa immagine. Il dato religioso di quella fotografia è che le donne in quei luoghi non possono entrare perché sottomesse all'uomo. Per me quell'immagine spiega perfettamente chi è davvero Mandani. Guardi che la stessa persona che ha promesso di rendere New York un santuario LGBT. E allora risponde Adinolfi: quello è un cavallo di Troia. La considero un'espressione della tipica menzogna islamica, la ricordate amici, la tachia? Nel Corano è legittimata la menzogna se finalizzata alla conquista e alla sottomissione al volere di Allah. Quindi, a mio parere, Mamdani è un islamista che recita la parte del politicamente corretto per far penetrare più facilmente il suo credo nella città più ferita dagli attacchi islamici, e cioè New York. Signori, intervistona oggi, secondo me una delle più interessanti, con Mario Adinolfi sul quotidiano La Verità, che si candida a essere quello che comprerete quando uscirete di casa. Ma lo sapete, io sono incontentabile, vado anche sul quotidiano Il Corriere, perché il titolone principale è su Sinner, che trionfa nella grande sfida tra fenomeni. A Torino battuto Alcaraz in 2 set, e ieri su Rai 2 non hanno fatto Goldrake, che cavolo per Sinner. Dai, a fondo del colle, crimine, la guerra d'aggressione, attenzione, ma anche Mattarella ha avuto un grande risalto sui quotidiani quest'oggi, ma anche su tutti i telegiornali, quella sua frase sulle bombe. Mattarella: fermare i nuovi dottor Stranamore, troppi dottor Stranamore che amano la bomba atomica. La guerra d'aggressione è un crimine, naturalmente. Speriamo che non porti sfiga e che poi succeda qualcosa davvero, però giusto discorso, non l'ha fatto in Italia, l'enda fuori fa sto discorso e è ancora più potente quando li fai fuori dall'Italia. Ma si parla anche di manovra, signori. Sì, c'è il conto alla rovescia, tra poco si dovrà decidere quali sono gli emendamenti alla manovra che possono andare e quali no. Oggi avremo Riccardo Molinari alle 9, che è il capogruppo della Lega alla Camera. Gli chiederemo qualche pissi bao bao. In prima pagina sul Corriere c'è la lite sulla GAF di Piantedosi, la chiama GAF. Manovra e scontro sullo sciopero, la frenata di Fratelli d'Italia. I sindacati e l'opposizione erano subito insorti definendo incostituzionale l'emendamento sul preavviso di sciopero, e ieri Fratelli d'Italia ha deciso di ritirarlo. Penserà a un disegno di legge, ma sul condono edilizio in manovra si discute ancora. Tra le segnalazioni in prima pagina sul Corriere c'è, come vi dicevo dal sito, il data room della Gabanelli: sicurezza, tutti i numeri e i fatti, introdotti 15 nuovi reati
e aumentate le pene, per esempio fino a 5 anni di reclusione nei casi di accattonaggio con minori. Ma sono davvero le risposte adeguate, si chiede la Gabanelli, perché le forze dell'ordine sono sotto organico, manca coordinamento e le pene sono inapplicabili. Naturalmente ci manca il mio Alegher. Se volete dimagrire, Candida Morvillo parla di dimagrire con le punture, il boom, quindi è diventato una moda, ma anche i rischi. E poi certamente la terribile notizia da Viale Fulvio Testi a Milano, lo schianto e poi si finge soccorritore. L'amico è morto. Siamo sul Corriere e allora ci restiamo, perché all'interno, giustamente a proposito di Ucraina, pagina 5, Kiev, Salvini insiste e dal PD ora il decreto. Il leader Matteo Salvini dice: i soldi non finiscano agli amici di Zelensky. Crosetto al leghista Borghi: in Russia non potresti fare certi post. Avete capito che la Lega è stata protagonista in questo weekend. Certo, promette e premette lealtà e sostegno, finora fuori discussione, ma poi ribadisce per il terzo giorno consecutivo che i soldi degli europei sono usati bene se servono a difendere le donne e i bambini. Un altro conto invece è che alimentano i conti correnti all'estero degli amici di Zelensky. Semplicemente chiediamo chiarezza. È Matteo Salvini che non arretra sull'Ucraina, travolta dalla corruzione. Il dibattito politico della domenica inizia come era terminato quello del sabato, con la danza del capo della Lega, la chiama danza il Corriere, vice premier e ministro, intorno agli scandali che stanno funestando la credibilità del governo di Kiev. Danziamo intorno agli scandali. A Corredo ecco il botta e risposta tra il leghista Claudio Borghi, che ha già annunciato il voto contrario alla delibera quadro che aiuterà l'Ucraina nel 2026, e il ministro della difesa Guido Crosetto. La tensione si svolge su X, ma se per caso gli USA attaccassero il Venezuela, che facciamo? Mandiamo 12 pacchetti di armi a Maduro? Provoca Borghi. Il riferimento è al 12° pacchetto di aiuti che l'Italia si appresta a inviare all'Ucraina. No, puoi stare tranquillo, Claudio, dice Crosetto, anche perché non hanno mai invaso una nazione per occuparne stabilmente il territorio con la scusa che alcuni parlassero inglese. È solo una tra le tante differenze con la Russia. Un'altra è il fatto che post come i tuoi, fatti in Russia in dissenso da Putin, non sarebbero possibili, mentre in USA come in Italia sono benvenuti anche quando dicono cose diverse, anche opposte. Così il dibattito, e così ancora una volta l'unico partito, l'unico movimento che continua a mettere punti interrogativi sull'invio di nuove armi all'Ucraina, e soprattutto sul fatto che bisogna comprarle dagli Stati Uniti, ma qui bisogna stare attenti che se ci sente Trump, signori. Giriamo pagina certamente, e a proposito, sempre a pagina 6 di Bruxelles, di aiuti all'Ucraina, c'è l'analisi di Federico Fubini che è interessante. Bruxelles davanti al bivio, un piano di aiuti per 2 anni o, attenzione, o che cosa? O il rischio che Putin dilaghi, ok? Cioè ci troveremo proprio così, i soldati russi che sbucano dalle nebbie, l'Unione a caccia di una soluzione su flotta e asset russi. Ve ne leggo qualche riga, ma vale la pena di leggerlo tutto questo articolo. Oggi il Corriere è da comprare o da rubare nel bar, che so, rubare nel senso buono, cioè lo si legge gratuitamente. L'Ucraina oggi dispone di cassa per continuare a finanziare l'esercito e le altre funzioni vitali dello Stato per altri 4 mesi, non di più. Beh, però, insomma, se rivendiamo il cesso d'oro, dai, insomma, lo possiamo vendere sto cesso o no?
Per questo, l'ultima ipotesi allo studio a Bruxelles prevede una soluzione ingegnosa. Senti un po', l'Unione Europea emetterebbe debito per un prestito a Kiev garantito, in ultima istanza, dalle riserve russe congelate per almeno 140 miliardi di euro. I governi freddi e ostili all'uso diretto dei beni di Mosca a favore dell'Ucraina, Ungheria, Slovacchia, Belgio, ma anche Italia e Francia, allora potrebbero superare i loro dubbi, forse, e anche il Fondo Monetario Internazionale con queste rassicurazioni potrebbe sbloccare un prestito all'Ucraina da 8 miliardi di dollari fino al 2029. Ucci ucci, sento odor di Danarucci, signori. Oggi Federico Fubini sul Corriere della Sera e questo piano di aiuti per 2 anni, altrimenti arrivano i russi. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
E lunedì è così, il lunedì a quest'ora ospitiamo quasi sempre Luigi Zimmitti. Lui non suona il piano ma il sassofono. Questa è You Raise Me Up da Brendan Goway. Ed è quasi una canzone natalizia perché non vorrei dire, non vorrei dare, ma siamo ormai al conto alla rovescia. Oggi è il 17 novembre. Allora, signori, poco più di un mese e saremo già lì a scartare i doni. E qui già mi stanno facendo forza per fare l'albero di Natale. Ma è presto, ma è presto. Oh, signore. D'altronde poi si vedono da tutte le parti le luci, i festoni, si cominciano a accendere qua e là. Mi toccherà anche l'albero. No, perché il mio non è un alberello, ragazzi, è un alberone della miseria. E avendo 3 gatti in casa, si accende il divertimento quando arriva l'albero di Natale, palle, palline, pallette, ovunque. Bene, cioè, benino. La forza, il sostegno che a volte troviamo in un'altra persona ci può aiutare a superare i momenti difficili e farci venire il dubbio che quella persona sia stata mandata proprio da Dio, dal Signore. Questa è la meditazione profonda di questa canzone You Raise Me Up che abbiamo ascoltato nell'interpretazione di Luigi Zimmitti. Ve lo siete mai chiesta sta cosa? Guarda che carino, come pensiero. Quando arriva qualcuno nella vostra vita e conoscete questa persona ed è veramente speciale e magari arriva proprio nel momento in cui avete bisogno di una persona del genere. Vi piace come meditazione? Frega niente? Bene, e allora ritorno sul Corriere tra poco, qualche messaggino. Lo sapete che il bello di questa trasmissione, comunque la vogliate chiamare, è che ci sono i vostri WhatsApp al 340 6709 659 che disturbano la lettura dei quotidiani, ma che servono a volte per darci il là su molti argomenti. Ad esempio ci pensa Erminio: se cacciavano subito Zelensky e davano il Donbass russofono, dove era in atto una guerra civile da quasi 10 anni alla Russia, la guerra sarebbe finita da subito. Eccolo lì, il gomblottista Erminio, che subito ci porta a queste meditazioni. E se non facciamo nessuna sanatoria, forse sarebbe meglio, scrive Marco da Milano. Bravo. E il problema è che sui migranti poi, lo sai, non si può non fare una sanatoria sui migranti, poveri migranti, bisogna sanarli. Lascia stare, la SEMSTA, bisogna, perché poi se no la fanno i magistrati, i giudici, la sanatoria, ci pensano loro, perché non ce ne fanno mandare neanche uno al loro paese, in senso buono. Ritorniamo sul Corriere, certo, vi dicevo, oggi il Corriere è uno di quelli che veramente regala paginoni di meditazione a tutti voi sul fatto che sia soltanto Salvini, soltanto la Lega a dire insomma, forse è meglio smetterla con questi aiuti all'Ucraina perché finiscono nei cessi d'oro. Ed è un qualcosa, signori, che abbiamo detto fin dal primo giorno su questa radio. È pazzesco come prevediamo, grazie a voi ascoltatori, che avete un po' il fiuto di Umberto Bossi, che vedeva e vede molto molto lontano. Adesso purtroppo il fiuto è rimasto uno strano odore, una strana puzza quando si parla di patto per il nord. E ci arriviamo signori, senza voler offendere nessuno, i fratelli che sono usciti dalla Lega ancora grandi amici, ci mancherebbe altro, fratelli, oddio, così vicini, no, magari cugini, eccetera, gli vogliamo sempre bene, però si sta avverando un qualcosa che anche in questo caso avevamo previsto. Ma ci arriviamo. Prima a pagina, dove sono? Mi sono perso, a pagina 10 del Corriere. Allora, oggi si intervista giustamente, perché è un conto alla rovescia potentissimo. Il prossimo weekend si vota in Puglia, si vota in Campania, si vota in Veneto. Chi vincerà? Non c'è storia decisamente in Veneto. E oggi il quotidiano Il Corriere intervista da una parte Giovanni Manildo del centrosinistra, candidato quindi del PD e compagnia bella in Veneto, e dall'altra Alberto Stefani del centrodestra, candidato della Lega appunto e di tutta la compagine destrorsa in Veneto. Manildo: è finito un ciclo.
Ora un'altra visione per la regione, signori, questa è la frase clou di questa intervista. Dall'altra, Alberto Stefani, continuità con Zaia, l'unico rischio è l'astensionismo. Quante volte l'abbiamo detto, ragazzi? Mamma mia, mi ricordo ancora Varese un po' di anni fa. Dio mio, sta menata che tanto vinciamo, e poi non siamo andati a votare e hanno vinto gli altri. Guarda, è una roba che ancora adesso. Ricordiamolo, 23-24 novembre si vota in Veneto, Puglia e Campania. In Veneto, dopo settimane di tensioni, il centrodestra ha scelto di puntare sul leghista Alberto Stefani, 33 anni, come successore di Luca Zaia. Il campo largo, centrosinistra più 5 Stelle, candida invece Giovanni Manildo, 56 anni, ex sindaco di Treviso, quello che ha soffiato Treviso al sacro Gentilini. In corsa anche Fabio Bui, Popolari per il Veneto, Marco Rizzo, Democrazia Sovrana e Popolare, Riccardo Srumschi, Resistere Veneto. Paginone quest'oggi di doppia intervista: da una parte Giovanni Manildo del centro-sinistra, dall'altra Alberto Stefani del centro-destra. E così almeno siamo contenti. Uno dice, una volta tanto ci dà una mano, ecco, il quotidiano Il Corriere. E no, assolutamente no, perché nella pagina successiva, a pagina 11, eccoli qua, gli alleati in missione dai nordisti anti-Salvini. Tutti i voti contano. Al congresso del Patto per il Nord, e li salutiamo caramente, gli amici del Patto per il Nord, che non hanno avuto più cadreghe nella Lega perché la coperta purtroppo è corta, e allora, arrabbiati, se ne sono andati a fare un'altra Lega. Al congresso del Patto per il Nord c'erano anche esponenti di Fratelli d'Italia e Forza Italia. Osnato dice pure la destra è federalista. Calenda alla fine non va. Ma a far notizia è il fatto. Scusate, c'ho la lacrimuccia. Cioè, oltre che ci può stare, no? Che qualche esponente di Fratelli d'Italia e Forza Italia magari c'è qualcosa da rosicchiare anche negli espulsi della Lega, insomma, sono alcuni, insomma, che sono anche abbastanza in gamba, insomma. E invece il corteggiamento, scrive a un certo punto il Corriere, non è solo degli esponenti del centrodestra, è arrivato anche l'ex deputato e ora consigliere regionale del PD, Emilio Del Bono, possibile candidato alla guida della Lombardia nel 2028, cioè uno che se la dovrà vedere con l'attuale presidente Fontana di Regione Lombardia della Lega e del centrodestra. E la presenza di Del Bono stuzzica l'orgoglio dei presenti, capito? Sono stati stuzzicati da Del Bono, parlando degli enti locali calpestati dal centralismo e invitando tutti a una battaglia autenticamente autonomista. Eh sì, cioè hanno detto chiaramente che l'autonomia, ma l'hanno inventata loro, il federalismo, ma l'hanno fatto loro, è vero, hanno cambiato la Costituzione proprio, e quella è una roba che gli è rimasta sul groppone decisamente. Bene, no, vabbè, per dirvi insomma che a pagina 11 si parla quindi di questo congresso del Patto per il Nord, e ve ne dico già un'altra, se poi restate all'ascolto, sulla Stampa c'è un bel riquadrone ancora più potente sulla presenza del Partito Democratico a questo congresso. Io ti dico, mi sarei alzato, cioè ci sarei andato solo per curiosità a questo congresso, anche per salutare vecchi amici, Pagliarini, Grimoldi, eccetera, ma vuoi mettere? Però ragazzi, cioè, fatevi il congresso col Partito Democratico? Anche no, ragazzi miei. E quello che Sammy Varin vi dice da mesi, se non da anni: chi esce dalla Lega ma fa un piacere al PD, e il PD lo saluta caramente e addirittura lo è anche andato a trovare direttamente.
Mamma mia, va bene, giro la pagina e non ho notizie migliori da proporvi quest'oggi. A pagina 17 il terribile schianto di Viale Fulvio Testi, lo schianto senza patente. Poi si finge soccorritore, muore l'amico di 19 anni. Il SUV da quasi €500.000, perde la vita il figlio di un cardiologo. Il SUV da quasi €500.000 spezzato in due come un giocattolo di latta. Il telaio con le ruote e il motore piantato nella aiuola tra le due carreggiate, la cabina ribaltata sull'asfalto e poi le fiamme in un principio di incendio subito spento dai vigili del fuoco, ma anche dalla pioggia battente. Andava veloce, forse a 200 all'ora, il Mercedes classe G Frabus. Per capire quanto bisognerà aspettare i rilievi degli investigatori, ma i rottami rimasti in strada, sparsi in più di 100 metri, sembrano l'epicentro di un'esplosione. Il bilancio è gravissimo: un ragazzo di 19 anni, Pietro Silva Orrego, morto, un'amica di 30 molto grave, altri 2 feriti, per fortuna non in condizioni critiche, tra cui l'uomo alla guida dell'altra vettura. E il sospetto, ormai quasi certificato da ore di indagini e testimonianze, che alla guida del SUV che ieri all'alba si è scontrato con una utilitaria in Viale Fulvio Testi, lo stradone che porta a Cinisello Balsamo e a Sesto San Giovanni, il sospetto che ci fosse un ventenne che non ha mai preso la patente, l'unico dei 3 amici rimasto illeso. Dopo l'impatto, mentre i feriti a terra venivano soccorsi, lui si è allontanato. Poi, nella speranza di ingannare gli agenti della polizia locale, ha finto di essere un soccorritore, un samaritano sceso da un tram di passaggio e ha corso per estrarre i feriti dalle auto e metterli in salvo. Ai vigili si è presentato con vestiti insanguinati e senza una scarpa, che ha detto di aver perso nella foga dei soccorsi, ma gli investigatori l'hanno sbugiardato dopo averla trovata tra i resti dell'abitacolo e dopo aver analizzato i filmati delle telecamere del tram, sul quale non era mai salito. Signori, paginone per parlare di questo terribile incidente. Siamo a pagina 17 del quotidiano Il Corriere, che poi, per mettere ulteriore allegria, parla a pagina 19 di sicurezza pubblica. La realtà dei fatti viene snocciolata da Milena Gabanelli. 15 nuovi reati, ma gli agenti sono sotto organico, le pene sono inapplicabili. Nel 2024 più rapine, furti, stupri, calo nel 2025, dati provvisori perché le forze sul campo hanno difficoltà a coordinarsi. Insomma, ragazzi, se non usciamo di casa è meglio, col cavolo. Mi raccomando, ragazzi, sono qua per pubblicizzare i quotidiani, per alzare il culo dal divano anche quest'oggi e fare un giro, una bella passeggiata con questa arietta frizzante, questa pioggerellina che ti tiene sveglio, e fare un giro ad acquistare almeno un quotidiano. Quale non so, perché oggi la scelta è veramente difficile. Il Corriere, naturalmente, come sempre ricco, nonostante appunto parli male della Lega, e quando mai. A pagina 21 però parla anche di poveri, rifugiati e trans, un bel mix. È al pranzo di Papa Leone, nel nome di Francesco, ok? Nel nome di Francesco, e allora torniamo alle vecchie abitudini, invitiamo poveri, rifugiati, ma anche transessuali. Il richiamo ai leader, una pace giusta, l'applauso a Bergoglio. Paginone con Gian Guido Vecchi quest'oggi sul quotidiano Il Corriere. Ne avete abbastanza? Assolutamente no, perché abbiamo detto tante cose finora, ma c'è qualcuno che dice completamente l'opposto, soprattutto sul maxi bonus, super bonus, maxi risparmi dal super bonus. Chi ha detto questa frenaccia? Il Fatto Quotidiano, signori. L'ultimo sondaggio promosso dall'Enea dice: maxi risparmi dal super bonus e gravi danni da chi l'ha abolito. Con gli ecobonus meno consumi pari a 4 milioni di case all'anno. Ragazzi, io non dico niente, però se siete
gomblottisti non al 100%, ma appunto ancora di più, 110%, bene, oggi il Fatto Quotidiano è vostro, ma è anche divertente perché parla di cabaret, insulti, gaff, la campagna elettorale horror delle regionali, mai così in basso, i saltelli di Meloni and Company, cioè perché non si può saltare gridando chi non salta comunista è. Non ditemi che non l'avete mai fatto nella vostra vita, ragazzi, non ditelo a quelli del Fatto Quotidiano, che parla comunque anche di tangenti ucraine. Ecco la soffiata ai perquisiti. Mindic and Company avvisati. Nuova avanzata russa a Zaporizhia. Bene, cioè male, però intanto si va avanti. Certamente con il Fatto Economico che parla di patrimoniale, fake news per non toccare i ricchi. In Italia chi ha un reddito superiore a 2 milioni è solo l'1% dei contribuenti, circa 500.000 persone, e non è vero che può provocare grandi fughe all'estero. Capito, mi hai? Oggi il Fatto Quotidiano la racconta in modo diverso ed è giusto che merita magari un giorno il vostro acquisto. Quanto costa il Fatto Quotidiano, scusa? 2 euro? Mamma mia! Vabbè, risparmiamo, dai. Vado avanti, certamente. Vado sul quotidiano Il Giornale perché il giornale ha una titolazione diversa dagli altri e ci porta in Gran Bretagna con un virgolettato che dice: lotta ai migranti, missione morale. È la ministra pakistana laburista che propone una stretta per ottenere i permessi e ci fa rimanere a bocca aperta. Combattere l'immigrazione illegale è una missione morale. Parola della ministra britannica dell'interno Shabad Mahmood, salutiamo anche Mahmood, certo, famoso cantante, che oggi illustrerà al Parlamento l'ennesima stretta sui migranti che in migliaia stanno raggiungendo il paese, l'Inghilterra, per richiedere il permesso di asilo. Ritengo sia necessario prendere dei provvedimenti se vogliamo conservare il consenso dell'opinione pubblica e allo stesso tempo un sistema di asilo che funzioni, avverte l'esponente laburista di origini pakistane. Hai capito? Intanto, qui in Italia spunta la sinistra battezzata da Hamas, il campo largo estremista, il famoso, e anche questo previsto per bene da tutti noi, partito islamico. Ci arriviamo, certo, altri richiami in prima pagina sul giornale, Mattarella a Berlino con l'allarme del Colle, troppi leader amano l'atomica. Al Bundestag il presidente Mattarella ha parlato dei nuovi dottor Stranamore che si affacciano all'orizzonte e pretendono che si debba armare la bomba. Ma si parla anche del voto in Campania, la comica finale è il comizio di Fico sul Super Gozzo, dai, sulla sua barchetta, ma rodde mat. Le telefonate invasive, attenzione, stavolta finiscono, non vi suonerà più il telefono che qualcuno vi vuol vendere qualcosa. Call center selvaggi, arriva la svolta Agcom. Da mercoledì, ragazzi, mercoledì e dopodomani, lo stop ai numeri stranieri camuffati. Maria Sorbi, come mai continuano ad arrivarci così tante chiamate e messaggi per estorcerci denaro o avere i nostri dati personali? Il Codacons calcola siano 15 miliardi l'anno, 5-8 a testa a settimana. Ne parliamo certamente, ma è finita. Non vi chiameranno più. Ci crediamo. Giro la pagina, dai che sono sul giornale. Meloni e il pragmatismo dei fatti nella rivoluzione delle destre, scrive a pagina 2 il giornale. Trump ama le iperboli e la retorica populista per assecondare
la rabbia dei suoi. I conservatori italiani puntano su un'opera di governo fondata su stop and go. Molto dipenderà dall'impatto dei cambiamenti dettati dalla tecnologia. Se saranno violenti, allora ci sarà margine per veri stravolgimenti. Dopo questa meditazione si parla anche delle ambizioni dell'imam con Francesco Giubilei, che ci porta a scoprire il progetto di un partito islamico. Dalle liste locali alla scena nazionale, il progetto islamico è il movimento unico. Il manifesto dei musulmani è quel milione, 1 milione di voti in ballo. Ve ne leggo qualche riga, ragazzi, fa paura. L'articolo di Francesco Giubilei oggi sul Giornale. I musulmani italiani si stanno organizzando per dare vita a un partito confessionale islamico a livello nazionale con l'aiuto della sinistra radicale. Non solo una lista alle elezioni amministrative di Roma nel 2027 con il movimento Musulmani per Roma, ma un progetto di più ampio respiro. Dietro all'iniziativa c'è una vecchia conoscenza della politica romana con una fallimentare carriera alle spalle. Si tratta di Francesco Abd al-Haq Thieri, ex segretario delle comunità islamiche del Lazio, convertito all'Islam, che nel 2021 si era candidato alle primarie del centro-sinistra come presidente del quinto municipio. Thieri, che collabora alla rivista La Luce diretta da Davide Piccardo, già finito al centro di numerose polemiche, ha pubblicato lo scorso anno un libro di 64 pagine intitolato Guerra alle moschee in assenza di terrorismo, i casi Monfalcone, Pioltello e Legge Foti, con in copertina l'immagine di un minareto e del vice segretario della Lega Silvia Sardone. Interessante, cosa ne dite oggi sul quotidiano Il Giornale? Paginone che prevede la nascita del Partito Islamico Nazionale e meditazione di Vittorio Macioce, la sua analisi, l'estremismo ormai si è mangiato il PD. Nasce una sinistra battezzata da Hamas. Addio al sogno Dem. Il campo largo strizza l'occhio alle piazze della rivolta. Il fatto che subito la sinistra radicale sia andata a fargli complimenti per la nascita del partito islamico, ma guarda un pochettino, che cose strane. Chi l'avrebbe mai detto? Siamo a pagina 7, signori, pagina 7 del quotidiano Il Giornale, verso le elezioni regionali, questo prossimo weekend, domenica e lunedì. Salvini lancia Zaia, un collegio per lui, e ci sono anche due modalità diverse di vedere questa notizia. Il Giornale la vede come un lancio, quindi Zaia ha la possibilità di essere candidato alla Camera, visto che se Stefani verrà eletto si libererà un posto. Ad esempio altri quotidiani di sinistra lo vedono come uno sgambetto, capisci anche, dipende il giornale che compri. Il vice premier Salvini ha dichiarato l'ex governatore in Parlamento con le suppletive se vuole. Quindi Fabrizio De Feo scrive: ora la proposta è esplicita. Fino a qualche mese fa era un pissi pissi bau bau di cui ne abbiamo parlato a sufficienza. Adesso lo ha proprio detto. Matteo Salvini ha deciso di mettere sul tavolo pubblicamente l'ipotesi che Luca Zaia, già capolista della Lega in Veneto in vista delle regionali del 23 e 24 novembre, possa candidarsi anche alle suppletive per il seggio alla Camera che si libererebbe in caso di vittoria di Alberto Stefani. Se lo desidererà, ha spiegato il leader De Carroccio, i veneti potranno scegliere Luca per farlo venire in Parlamento. Il seggio alla Camera si libererebbe nel caso probabile in cui Stefani vincesse con Manildo. Domani la chiusura della coalizione a Padova, quindi domani a Padova l'evento di chiusura della coalizione di centrodestra a sostegno di Alberto Stefani. Sul palco, oltre a Matteo Salvini e a Luca Zaia, saranno presenti Giorgia Meloni, Antonio Tajani, Antonio De Poli, Maurizio Lupi, un segnale di compattezza attorno al candidato governatore, ma anche una vetrina utile per testare la temperatura della base leghista sulle prospettive future del presidente uscente.
paginone quest'oggi a pagina 7 del quotidiano Il Giornale. Se poi abitate in Veneto è tutto vostro. Che a pagina 8 si occupa anche, parlando sempre di Lega, di pensioni, di banche. E già, a proposito dei nodi della manovra, pensioni, banche nel mirino della Lega. Un emendamento ferma l'aumento dell'età di uscita nel 2027, raddoppiando l'IRAP. Forza Italia e Confedilizia per l'introduzione della cedolare secca sugli affitti commerciali, ritirata la proposta di regolare gli scioperi. E certamente, se volete particolari, ultime notizie sugli emendamenti, oggi a pagina 8 se ne parla seriamente sul quotidiano Il Giornale. Dico seriamente perché su altro quotidiano, e ci arrivo tra poco, se ne parla un po' meno seriamente, perché gli emendamenti, quelli belli, ci sono, e tra poco comunque verranno tutti sfoltiti perché ce ne sono un po' troppi. Quelli belli resteranno, quelli un po' più divertenti, ci sono anche quelli, spariranno. Bene, tra poco leggeremo anche i più divertenti. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Il transito di una perturbazione atlantica influenza il meteo su parte d'Italia anche in questo inizio di settimana. Nella prima parte della giornata il tempo andrà progressivamente migliorando al nord, eccezion fatta per residui fenomeni sui rilievi orientali, mentre avremo piogge frequenti al centro, sul versante tirrenico in particolare. Nel pomeriggio ulteriori precipitazioni potranno verificarsi sul Triveneto orientale, specie montuose sulle regioni centrali tirreniche, sostanzialmente buono sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis! Cari amici, care scette, cari siure, cari tutti di Radio Libertà, Alberto Acerbis è qua anche stamattina. Non dimentichiamo l'olio però, cioè confezione di Natale è una cosa che inizia e finisce, numero chiuso, perché tu devi regalare qualcosa che non è che poi a Santo Stefano vedi il panettone che ti regalano se prendi le calze, detti anche scalfarì, cioè cerchiamo di capirci, cioè parliamo di un regalo particolare che fa davvero la differenza nella qualità dei prodotti né come viene presentato. Detto questo, stiamo raccogliendo le olive ancora per 20 giorni, l'olio nuovo è pronto. Mio nonno in questo periodo mi diceva: Alberto, vecché Alberto, l'olio bulvo è sempre a galla, in francese. In italiano, Alberto vieni qua, l'olio buono viene sempre a galla. Quindi se volete le 6 bottiglie per dicembre, ma ne ho ancora 2, ne ho ancora una, aspetto, vediamo. Allora, guardate che noi roba di importazione no, quest'anno poche olive belle, poche belle, olio meraviglioso, prezzo vecchio. Io dicembre e gennaio vi garantisco ancora questa roba, poi permettetemi a gennaio ne riparliamo. Se volete l'olio Acerbis, se lo pensate come un qualcosa di diverso, a parte con 6 bottiglie fai 6 regali. Chiama 030 68 44 08 o visita olioacerbis.com e chiedi informazioni. Puoi parlare con me, con la Mira, se sono qua. Chiedete di me, fate quello che volete. Io sono qua, vi voglio bene, alla prossima. Migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, l'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti, l'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro annuo. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
seguir con gli occhi un airone sopra il fiume e poi ritrovarsi a volare e sdraiarsi felice sopra l'erba ad ascoltare un sottile dispiacere. E di notte passare con lo sguardo la collina per scoprire dove il sole va a dormire. Domandarsi perché quando cade la tristezza in fondo al cuore, come la neve, non fa rumore. E guidare come un pazzo a fari spenti nella notte per vedere se poi è tanto difficile morire. E stringere le mani per fermare qualcosa che è dentro me, ma nella mente tua non c'è. Capire tu non puoi. Tu chiamale se vuoi. Emozioni. Tu chiamale se vuoi. Ma è chiaro, e sono le emozioni della rassegna stampa di Sammy Varin. Ancora il buongiorno e grazie per essere con noi. Grazie e complimenti a Deborah Blumetti e questa particolarissima, personalissima versione di emozioni, non solo una storia d'amore, ma un'esplorazione della complessità dei sentimenti umani. In uscita anche una versione inedita del brano Alleluia. Sì, tra poco cominciano le canzoni di Natale, preparatevi. Il buongiorno si sente dal Varin e anche dai vostri messaggini, perché ogni rassegna stampa che si rispetti legge i vostri WhatsApp, no? E chi l'ha detto? È l'unica questa che inserisce anche le vostre telefonate in diretta e i vostri WhatsApp al 340-6709-659 tra una notizia e l'altra. Meno male che ci ha pensato Moncalvo a parlare bene di Paolo Grimoldi a Visione TV. Ma caro ascoltatore, ma oggi anche nel weekend, ma tutti i giornali a parlare bene di Paolo Grimoldi, soprattutto quelli di sinistra, signori. Sarà un caso? Tra poco ve ne parlo anch'io, ragazzi, non abbiamo segreti. Luca è per gli italocefali che non credono all'invasione islamica e che quando si asserisce che l'Islam è un movimento politico che promuove regole di una pseudo religione incompatibile con la Costituzione, danno del retrogrado a chiunque. Vorrei solo dirvi una cosa: rendete tramite il vostro governo l'Islam fuori legge prima che sia troppo tardi. Caro ascoltatore, ci stiamo arrivando, calma. La sinistra odia l'Italia, gli italiani e anche loro stessi, scrive qualcun altro. E ancora, WhatsApp al 340-6709-659. E vai, e ora non si possono più rinviare al loro paese i clandestini che non hanno familiari nel loro paese d'origine ad accoglierli? Altra cazzata paurosa, mamma mia. Per favore, mi ricordate in quale settore operano le aziende del ministro Crosetto? Un vuoto di memoria, veramente. Facciamo il punto: in caso di omicidio o altra aggressione viene ritenuta un attenuante l'incapace di intendere e di volere, quando per pericolosità nessuna attenuante di pena dovrebbe essere concessa.
certamente più pericoloso per la comunità una persona che uccide chiunque senza conoscerla e quindi colpisce vittima impreparata rispetto a chi ha diverbi e motivi per colpire un preciso altro. Si capisce o no? Si capisce che abbiamo sempre più paura a uscire di casa se andiamo avanti così. Per fortuna è nel Regno Unito, ma vedi un po', la stretta di Londra dice è una missione morale. Oggi l'annuncio del governo di sinistra. Tagli ai contributi e 20 anni per i permessi permanenti, la sfida antiregolari della ministra di origine pakistana. Ne parla oggi il giornale a pagina 14. Combattere l'immigrazione illegale è una missione morale, ha dichiarato la ministra britannica dell'interno Mahmood, che oggi illustrerà al Parlamento l'ennesima stretta sui migranti che in migliaia stanno raggiungendo il paese per richiedere il permesso di asilo. Le nuove misure si propongono di rendere il Regno Unito una destinazione meno attraente per chi scappa dalla sua terra di origine, un luogo dove sia sempre più difficile ottenere la residenza definitiva. So che in questo momento l'immigrazione illegale sta provocando grandi divisioni tra la gente, spiega la Mahmood, e ritengo sia necessario prendere dei provvedimenti se vogliamo conservare il consenso dell'opinione pubblica e allo stesso tempo un sistema di asilo che funzioni. Attualmente lo status di rifugiato ha una durata di 5 anni, dopo i quali le persone possono richiedere di rimanere nel paese a tempo indeterminato. Le nuove misure prevedono che la durata dello status passi da 5 a 20 anni e debba venire rivisto ogni 2 anni e mezzo. Il ministro ha spiegato che i richiedenti asilo che utilizzano vie legali e sicure per entrare nel paese trovano lavoro e sono disposti a dare il proprio contributo alla società. Potranno richiedere prima la residenza permanente, anche se in merito non sono ancora stati forniti ulteriori dettagli. Anche il contributo abitativo e finanziario settimanale potrebbe diventare discrezionale e i benefit potrebbero venir tolti a tutti coloro che hanno il permesso di lavorare, che poi non lo fanno. Ma l'articolo prosegue ed è interessante, assolutamente. Giro di nuovo la pagina, anche sul quotidiano Il Giornale, a pagina 15, la corsa e lo schianto. Uno guidava drogato, l'altro senza patente e si è finto soccorritore. Insomma, peggio di così, veramente. Pagina 17, invece, una battaglia che so che molti di voi approvano. Pagina 17 del giornale, la battaglia per l'ora legale. È sana e fa risparmiare. Sono state già raccolte 350.000 firme. È partito l'iter parlamentare per tenere l'orario estivo tutto l'anno. I vantaggi economici, ambientali e di salute. Andrea Cuomo scrive: l'ora legale è quella cosa che è stata inventata per risparmiare energia elettrica e per fare contenti gli umoristi, che negli anni hanno inventato molte battute, la più celebre quella del titolo del giornale satirico Cuore nell'epoca di Tangentopoli: torna l'ora legale, panico tra i socialisti. L'ora legale è quella cosa che ci mette in confusione 2 volte l'anno, ma devo mettere le lancette avanti o indietro, come se esistessero ancora le lancette. L'ora legale è la metafora della vita, ogni cosa è bifonte, quando arriva la amiamo perché fa buio tardi, ma la odiamo perché ci toglie un'ora di sonno, e quando se ne va i sentimenti si danno il cambio. L'ora legale però presto non esisterà più, o meglio esisterà sempre e quindi diventerà l'ora normale. E certo, dipende, questo referendum è un iter parlamentare, alla fine un vero e proprio referendum. Che votiamo? Votiamo per l'ora legale? 340 6709 659, datevi da fare. Anche sul giornale call center selvaggi, le chiamate moleste sono 15 miliardi nonostante i filtri. L'Agcom ora blocca i cellulari sospetti. Ragazzi, da questo mercoledì, dopodomani, che arriva la Gabriella Monti, mi ritorni in mente di Gabriella Monti, e non è uno scherzo di carnevale, non è carnevale, questo mercoledì alle ore 15, ma sempre da mercoledì, nuovi limiti sui numeri stranieri camuffati da 335 e 347. Sì, come difendersi da telemarketing selvaggio, dalle truffe e dal traffico dei vostri numeri di telefono. La legge approvata ad agosto, che bloccava le telefonate aggressive provenienti dall'estero, non è stata sufficiente. Per questo
questo da mercoledì scattano nuove restrizioni, questa volta sulla chiamata che arrivano dall'estero ma che apparentemente sembra arrivino da un numero di rete mobile italiano, quindi con prefissi a noi familiari 335 347. Per capire cosa sta succedendo alla nostra privacy bisogna conoscere due fenomeni: lo spoofing e il lead generation. Li volete scoprire? Bisogna comprare oggi il quotidiano Giornale e andare a pagina 20. Il Tempo è mosso Gozzi. Dopo l'ormeggio del Gozzo spunta la casa condonata. No! Bufera su Fico e Cirielli. Sale ancora nei sondaggi Cirielli. Cosa succede davvero in Campania? E al Nazareno sussurrano De Luca fa il doppio gioco per far cadere Elli, ragazzi. Tutto oggi in prima pagina sul quotidiano Il Tempo, che intervista anche Mastella. Se De Luca spinge gli alleati a non votare la coalizione, alla fine farà vincere Cirielli. Al paese serve il mio centro. New York non è Ceppaloni, signori. Piatto ricco micifico oggi sul quotidiano Il Tempo, che parla anche del giubileo dei poveri. Il Papa a tavola con gli ultimi, serve cultura dell'attenzione. Ma poi ci sono i traslochi della politica. Arriva lo sfratto per più Europa, Maggi fa da sé, cambia sede senza passare per l'assemblea. Oh, povero Maggi, tanto mi viene la voglia di leggere l'articolo. Entro all'interno del quotidiano Il Tempo, se volete un po' ridere ci sta. E mo Sogozzi a pagina 2, dopo l'ormeggio di cittadinanza spunta la casa condonata e Fico fa il comizio sulla barca, critica la proposta del centrodestra ma sfruttò una sanatoria nel 2017. Cirielli e Piantedosi ricordano che Bassolino negò il condono ai campani, sospetti di doppio gioco a sinistra e guerra tra De Luca, 5 Stelle e Mastella. Se vi piace insinuarvi in queste situazioni della politica, mancano ormai pochi giorni alle elezioni, oggi Il Tempo è per voi. La giustizia diventa argomento tabù. La grande fuga di Elli dal referendum. Dopo l'assalto iniziale, nell'ultima settimana non ne ha mai parlato. Una parte del PD è per il sì, alla segretaria non conviene politicizzarlo. Paginone sul quotidiano Il Tempo, che si occupa anche di Milano. Eh sì, perché è sempre in vetta sulla qualità della vita, oltre che sulla sicurezza. Cioè, si vive benissimo a Milano, oh, come si vive bene, ma ti violentano, ti picchiano, ti rapinano a ogni angolo. Milano sempre in vetta con il report sulla qualità della vita. Roma perde posizioni, ma diventa più ricca. Il capoluogo lombardo è al primo posto nella classifica d'Italia oggi. Nell'analisi delle province salgono Rimini e Ascoli, Caltanissetta la peggiore. Parliamo della qualità della vita. Qui Parlamento. Sarà meglio andare da qualche altra parte e cambiare argomento, ragazzi. Milano prima sulla qualità della vita, ma lasciamo stare. Andiamo in Senato perché abbiamo con noi Manfredi Potenti, senatore della Lega. Buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno Sammy. Grazie, ben trovato. Grazie, ben trovato. Come prima cosa, non posso far finta di niente, ci devi raccontare come è andata venerdì scorso nella sala consigliare del comune di Massa, quando si è parlato, e ne abbiamo parlato anche su queste frequenze, di crudeltà su animali e pericolosità sociale. Ho visto che c'era un parterre importantissimo sia tra il pubblico che anche sul palco a parlare. Manfredi. È andata veramente molto bene, devo ringraziare Progetto Link, Progetto Domina, quindi rispettivamente la dottoressa Sorcinelli, Francesca, la dottoressa Ricci, per quanto riguarda veramente insomma la grande dimostrazione di capacità comunicativa. Abbiamo avuto una platea in gran parte composta da studenti, grazie all'associazione La Rivincita di Massa con l'avvocato Carmen Federico.
siamo riusciti, e devo dire la presenza di qualificati esperti come il dottor Melosi, presidente nazionale dell'associazione appunto dei medici veterinari, siamo riusciti a parlare di un argomento del tutto nuovo, ovvero sia l'opportunità di iniziare a considerare la relazione tra condotte maltrattanti verso gli animali e diciamo spia di disagio, soprattutto in età adolescenziale, e quelle che possono diventare delle conseguenze purtroppo anche inattese, perché c'è alla base insomma una ignoranza su questa materia che noi abbiamo cercato di scandagliare. Ecco, è stato veramente un bellissimo momento per parlare di prevenzione rispetto a condotte che già negli Stati Uniti sono considerati reati spia di più gravi reati, che poi nel corso del tempo si in qualche modo incrementano e si rivolgono verso le persone. Quindi partendo dalla violenza contro gli animali, andare ad indagare nelle persone quali meccanismi si sviluppino per prevenire la violenza di genere e tutta una serie di altri reati contro il patrimonio e le persone. Guarda che è interessante sta cosa, è veramente poco dibattuta sui giornali e nella politica. Per fortuna che il senatore Manfredi Potenti sta portando avanti questa bellissima battaglia informativa ormai da qualche tempo in giro per l'Italia. A Pontida c'era un apposito stand, e questo connubio tra crudeltà su animali e pericolosità sociale è assolutamente da riprendere, come è da riprendere anche la situazione aggressioni di cani ai danni, questa volta è successo l'altra settimana, di un'anziana. E qui c'è un'altra proposta che sta bollendo in pentola. Di che cosa si tratta, Manfredi? Allora, anzitutto grazie di questa occasione che è importantissima per parlare di questo tema che è all'ordine del giorno veramente di ogni giorno. Io proprio qui vicino a me, Orciano Pisano, pochi giorni fa 3 cani scappano dal giardino di una casa, aggrediscono una signora in fin di vita che ha rischiato veramente la vita, è fuori pericolo. Quindi si sono ripetuti questi episodi a Velletri, a San Niccolò, a Mosciano Sant'Angelo in provincia di Teramo. Allora, sono arrivate fondamentalmente delle risposte, la più importante è quella che ha avuto forse ancora il risalto, non ancora un risalto insomma, ma glielo daremo, è la proposta di legge al Parlamento che la Regione Lombardia ha inviato dopo averla appunto deliberata in Consiglio, e che intende dare una risposta a questa crescente preoccupazione di norme che non sono più sufficienti e adeguate a garantire una gestione di un quadro emergenziale che si è creato. Quindi c'è un'esigenza di tutelare la pubblica sicurezza e questa comporta la necessità di normare modalità di acquisire la proprietà di un cane, di alcune tipologie, perché i cani non sono tutti uguali. Quindi abbiamo sempre più pet presenti nei nuclei familiari, moltissimi privati si sono improvvisati allevatori senza avere la benché minima cultura cinotecnica. Questo comporta il fatto che vi siano anche molti cani che non sono più riconducibili a una filiera controllata e quindi non possono dare garanzie da un punto di vista della selezione e del carattere. Questo è, diciamo, il motivo per cui nei canili si trovano gran parte di questi animali che vengono quindi poi o abbandonati o vengono in qualche modo messi in queste strutture, sono privi di un albero genealogico e nessuno quindi avrà più l'opportunità o l'occasione di poterli in qualche modo adottare. Quindi noi andiamo a cercare con questa proposta che è arrivata al Parlamento intanto di risolvere, grazie alla collaborazione con ENCI, che alle spalle ha una cultura centenaria proprio sulla prassi, sulla cultura dell'allevamento degli animali, di introdurre l'obbligo di un patentino che dovrà essere ottenuto dal proprietario che si accinge a voler detenere uno di questi cani, che abbiano delle caratteristiche da considerarsi però una save list, cioè sono cani da salvare dall'incapacità di chi ne acquisisce la proprietà senza però averne un'adeguata conoscenza e preparazione nel gestirli. La norma tra l'altro si occupa anche di sensibilizzare i proprietari sulle responsabilità nell'acquisizione della custodia di un cane, quindi dando degli spunti per essere in qualche modo
tranquilli da un punto di vista, ecco, delle responsabilità civili che poi ci sono, quindi l'obbligo di una polizza assicurativa, la frequenza appunto con esito favorevole di un percorso che dovrà essere sviluppato, quindi qui grazie anche a esperti di ENCI che seguiranno quindi lo sviluppo di questi percorsi, e naturalmente delle cautele come quelle di applicare una museruola, un guinzaglio quando ci si trova in contesti nei quali alcuni cani che hanno delle caratteristiche naturali, perché qui stiamo parlando di animali, non di esseri umani, hanno bisogno di idonei spazi, ad esempio anche per il ricovero e la gestione, quindi ci devono essere anche degli ambiti nei quali questi animali possano essere detenuti con tranquillità. Devo anche aggiungere che un altro DDL, quello dell'onorevole Ziello presso la Camera dei Deputati, è stato anch'esso pensato con la stessa finalità, in più aggiunge un riordino dell'attività cinotecnica, quindi quella degli imprenditori agricoli che siano qualificati quindi come allevatori, e naturalmente aggiunge una grande novità che è quella di poter disporre anche un DASPO urbano, ovvero sia il potere del questore di inibire la possibilità di frequentazione di alcune aree pubbliche, il transito e la sosta a persone che non abbiano, diciamo, conseguito, proprietari e detentori che di razze canine elencate appunto in un allegato, che non abbiano frequentato il corso obbligatorio. Naturalmente un'altra novità ancora più importante, perché questo riguarda anche situazioni come baby gang, spacciatori eccetera, la PDL della Regione Lombardia si occupa anche di prevedere l'esclusione dalla possibilità di acquistare o detenere cani a coloro che magari abbiano avuto delle misure di prevenzione personale o misure di sicurezza, chiunque abbia riportato condanna anche non definitiva per reati di maltrattamento, uccisione di animali o peggio anche per spaccio di sostanze stupefacenti, perché gli ultimi esempi di atti criminali commessi in alcune città, si ricordava, sentivo prima Milano, ma anche Torino eccetera, alcuni di questi gruppi di giovani e meno giovani stanno utilizzando alcune tipologie di cani anche per difendersi dall'intervento delle forze dell'ordine, oppure per porre in essere attività criminose come estorsioni e altri reati, facendosi forza della minaccia data da un cane. Quindi ecco, ci sono degli allarmi sociali a cui questi due testi, noi abbiamo ovviamente al Senato, è arrivata da qualche settimana e sarà trattata dalla Commissione Affari Sociali, quella proposta appunto della Regione Lombardia. Ambedue i provvedimenti si focalizzano sulla necessità di formare i proprietari, quindi educare l'uomo per non criminalizzare l'animale. Questa è la filosofia fondamentalmente di entrambi questi provvedimenti. Andremo quindi a trattare questi temi in sede istituzionale, spero presto, e lo dobbiamo fare per rispondere a un'emergenza sociale che sempre più spesso vede persone o altri animali aggrediti da alcune tipologie di cani che probabilmente non sono gestiti come si dovrebbe o provengono da situazioni diciamo di cosiddetto, non posso chiamarlo allevamento, forse sarebbe corretto dire da accoppiatori improvvisati di animali che generano anche delle, chiamiamole, tipologie di cani che non hanno più caratteristiche diciamo, ecco, atte a garantire la sicurezza e la tranquillità dei cittadini. Avete capito, ascoltatori, eh? Fino adesso abbiamo pensato a educare il nostro cane e proviamo anche a pensare a educare chi quel cane è. A volte lo utilizza anche in maniera sbagliata o senza pensarci, e a questo non avevate ancora pensato. Seguite sui social il senatore Manfredi Potenti della Lega, responsabile tra l'altro del Dipartimento Nazionale di Tutela del Benessere degli Animali. Manfredi, è sempre un piacere, alla prossima. Grazie a voi e agli ascoltatori, buona giornata a tutti. Qui Parlamento. Capito? È bello parlare anche di cose diverse, e sappiamo che l'amore per gli animali a volte è ancora più grande dell'amore per gli esseri umani. Su queste frequenze ci sarà un motivo. A proposito di amore, no, a proposito di sanità, il quotidiano La Stampa oggi apre con un virgolettato del ministro Schillaci che dice: meno visite private in ospedale. Il ministro Schillaci dice stop alla libera attività dei medici in caso di liste d'attesa pubbliche troppo lunghe.
e chiaramente con una prima pagina del genere merita la visita. Pagina 2, RSA, la corsa a ostacoli, costo delle rette in crescita, liste d'attesa di 1 anno e rimborsi col contagocce. I prezzi si aggirano sui 3.000 euro mensili, metà dei quali a carico delle ASL. Spesso però i limiti di legge fanno ricadere tutta la spesa sulle famiglie. Giro di nuovo la pagina e siamo proprio sul quotidiano La Stampa che intervista Orazio Schillaci. Potenziare l'assistenza domiciliare, pronti a sospendere l'intramoenia. Il ministro, con liste d'attesa troppo lunghe, stoppa l'attività privata dei medici negli ospedali. Il ministro della Sanità è intervistato oggi a pagina 3 del quotidiano La Stampa. Serve un ISEE più evoluto che non si basi solo su un reddito e patrimonio, ma anche su nucleo familiare e disabilità. I caregiver familiari sono l'architrave invisibile del welfare. Senza di loro il servizio sanitario sarebbe al collasso. Mancano infermieri e stiamo attingendo anche dall'estero. Il tema però è rendere attrattiva la professione. Paginone con il ministro Schillaci a pagina 3 del quotidiano La Stampa, che parla anche naturalmente di manovra, ne parleremo tra poco anche noi perché arriva Riccardo Molinari, capogruppo della Lega. Manovra dietro fronte sugli scioperi, Fratelli d'Italia ritira l'emendamento, la Lega insiste, soldi dalle banche per lo stop all'età pensionabile, condono, piante dosi, attacca e poi ci sono gli emendamenti, la pioggia di emendamenti per i territori, tra promozione e mance elettorali, dalle rotatorie al Museo del Vino, la finanziaria dei 1000 campanili e tante le richieste dei parlamentari per far felici tanti personaggi, naturalmente soprattutto dei territori. Ognuno pensa giustamente al proprio territorio. Di questo e d'altro ne parliamo tra pochissimo su Radio Libertà. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lascia che io pianga mia cruda sorte e che sospiri la libertà. E che sospiri, e che sospiri la libertà. Il volo infranga queste ritorte, te miei martiri, sol per pietà. Te miei martiri, sol per pietà.
mia cruda sorte e che sospiri la libertà e che sospiri Ci sta, è questo modo di cantare particolarissimo che ci presenta il bel canto in una versione moderna. E questa però è Lascia ch'io pianga di Federico Pacciotti, un'aria famosa del compositore barocco Handel tratta dall'opera Rinaldo e qui rivista e come rivede in maniera molto futurista Federico Pacciotti gran parte del bel canto, della bella musica del passato. Le 9:05 primi, fermi tutti, arriva Molinari. Qui Parlamento. Ed è un piacere avere il capogruppo della Lega ogni lunedì mattina, subito dopo le ore 9. Buongiorno Riccardo. Buongiorno Sammy, un saluto a tutti. Grazie e ricordiamo anche che dalla scorsa settimana abbiamo anche il capogruppo della Lega al Senato la sera alle 18:30. Il nostro Romeo parla giustamente di quello che avverrà questa settimana in Senato alle 18:30 di ogni lunedì sera. Oh Riccardo, qui siamo a -2 sulla manovra di bilancio, 2 giorni alla decisione dei cosiddetti emendamenti segnalati e quindi quelli che rimarranno, perché oggi ad esempio a pagina 6 La Stampa ci fa tanti esempi della pioggia di emendamenti per i territori che succedono e accadono ogni finanziaria, tra promozione, mance elettorali, dalle rotatorie al museo del vino, la finanziaria dei 1000 campanili. Ma è anche bello così perché si pensa al proprio territorio e ci sono veramente tanti esempi di cose che sarebbero da fare. Purtroppo, come si dice anche quest'anno, la coperta è corta e quindi sui 399, ad esempio, emendamenti della Lega saranno pochi quelli effettivamente che rientreranno in una manovra di bilancio che deve andare però a saldi, lo ricordiamo, invariati. Banche, pensioni, cartelle, pensi che siano queste le argomentazioni della Lega che speriamo possano restare in manovra? Riccardo. Beh, allora, i cosiddetti super segnalati, quindi quelli che devono essere decisi oggi, dovrebbero essere 400 in tutto. E quindi capite che rispetto alla mole di emendamenti che ogni gruppo ha presentato si riducono veramente tanti, ma è una procedura che si fa ogni anno. Questo per far capire come mai, perché il lavoro che deve fare il Ministero dell'Economia e gli altri ministeri per dare i pareri su questi emendamenti è un lavoro molto complesso, perché quando c'è una legge di bilancio bisogna fare i conti, capire emendamento per emendamento se ci sono le coperture, se si crea un problema spostando le risorse da una parte rispetto all'altra, se l'emendamento è compatibile con altre norme, quindi c'è un lavoro istruttorio molto impegnativo, motivo per cui c'è questa pratica dei cosiddetti super segnalati, per cui si chiede a ogni gruppo di elencare un certo numero di emendamenti che verranno poi lavorati, mentre gli altri non si discuteranno. Questa è una prassi normale. Su cosa si concentrerà la Lega? Beh, sicuramente Max stasera alle 18:30 lo potrà dire meglio, perché come sapete quest'anno la manovra la sta seguendo il Senato. L'anno scorso l'abbiamo fatta noi, c'è l'alternanza ogni anno, quindi alla Camera arriverà in seconda lettura, quindi fondamentalmente blindata. Certamente i temi su cui la Lega si è concentrata, quelli generali, principali, con i suoi emendamenti, sono quelli che citavi tu, quindi un aumento del contributo delle banche, che è già importante, perché parliamo dei 5 miliardi che saranno destinati quasi interamente alla sanità, e quindi questo è un risultato della Lega. Ma insomma, si può cercare di ottenere qualcosa in più per avere risorse per fare altre cose. Ad esempio, tema delle pensioni, ci sarà sicuramente l'emendamento della Lega per
bloccare, diciamo, l'aumento dell'età pensionabile di 3 mesi almeno per alcune categorie. Ad esempio pensiamo alle forze dell'ordine o ai lavori particolarmente usuranti. Quindi questo sicuramente sulle pensioni sarà una proposta che ci sarà, come la modifica della rottamazione quinques delle cartelle, che è un altro, diciamo, successo della Lega, il fatto che la rottamazione quinques ci sia, ma ci sono alcune, diciamo, paletti che si possono migliorare. Ad esempio oggi è prevista l'esclusione dell'accesso a questa rottamazione di chi ha ricevuto un accertamento fiscale. Ci sono emendamenti della Lega per superare questo paletto, quindi per permettere anche a chi ha ricevuto un accertamento di aderire alla rottamazione. Come per superare una sorta di, diciamo, ingiustizia che si viene a creare, cioè il fatto che chi è in regola con la rottamazione quater non possa accedere alla quinquies, che però ha delle condizioni più vantaggiose. Ci dovrebbero essere anche una serie di emendamenti per andare incontro a chi è nella quater, per dargli, diciamo, delle possibilità in più nel regime in cui si è inserito, quindi quello della quater, ad esempio prevedendo che possano restare in pieno diritto alla rottamazione anche non pagando alcune rate, insomma cercando di dare un segnale anche a chi è nella quater non può accedere alla quinquies. Diciamo che come macro temi siamo su queste cose qua. E per fortuna, niente piste ciclabili o rotatorie che, insomma, che ne abbiamo già abbastanza. Torniamo a bomba sulla settimana, visto che siete sollevati per il momento dall'esaminare la manovra. Cosa succede questa settimana alla Camera? Riccardo Molinari. Alla Camera noi questa settimana abbiamo il decreto flussi, quindi avremo il decreto flussi e poi direi fondamentalmente credo che faremo tutta la settimana solo quello, perché ovviamente è un provvedimento abbastanza corposo, e poi nel caso ci dovrebbero essere delle ratifiche internazionali, c'è una mozione del PD sulla libertà di informazione, però credo che c'è la nostra proposta di legge che portiamo avanti da un po' di tempo, che non si è ancora riuscita a discutere perché per i calendari della Camera continua sempre a essere rinviata, sul bracconaggio ittico, che interessa molto soprattutto la Lombardia, che è già stata approvata al Senato, adesso deve essere approvata da noi, e però credo che la settimana si concentrerà tutta sul decreto flussi. E noi naturalmente avremo tante finestre operative proprio sia dalla Camera che dal Senato nel Qui Parlamento. Grazie Riccardo Molinari, buona settimana. Grazie Sammy, un saluto a tutti gli ascoltatori. Qui Parlamento. E qui la voce di Sammy Varin, ancora una manciata di minuti con la rassegna stampa. Siamo sul quotidiano La Stampa, oggi ricchissimo. L'Europa torna a comprare armi USA, sì della Spagna, l'Italia prende tempo, scrive a pagina 8 il quotidiano La Stampa. 16 paesi, già parte dell'iniziativa NATO per finanziare le forniture all'Ucraina, da Madrid 200 milioni. L'Italia che farà? Perché sapete che c'è un partito che si chiama Lega che dice basta. E infatti a pagina 9 Zelensky, che è in giro per l'Europa a chiedere soldi, non farà tappa a Roma. Che strano. La Lega dice cambiare i vertici di Kiev. I tentennamenti di Meloni in vista delle elezioni, imbarazzi tra i diplomatici. Il retroscena di Ilario Lombardo, oggi a pagina 9 della Stampa. Ai governi alleati non è chiarissimo come mai un vicepresidente del Consiglio qual è Matteo Salvini possa così smaccatamente smarcarsi rispetto alla linea decisa in politica estera dal suo stesso esecutivo, nel silenzio completo, almeno finora, di chi gli sta sopra di grado, e cioè Giorgia Meloni. Il compito molto faticoso che tocca ai diplomatici italiani è spiegare a questi osservatori che in una maggioranza al suo interno composta per 2/3 da partiti di matrice populista, l'attenzione ai sondaggi e al consenso può venire prima di ogni cosa, anche prima delle dichiarazioni di impegno rispetto al sostegno militare dell'Ucraina. Qua mi fermo, avete capito il taglio del retroscena. Diciamo che l'attenzione della Lega è anche a quello che pensate voi, ascoltatori di Radio Libertà? Punto di domanda? Potete rispondermi al 340 6709
659. Mentre sempre sul quotidiano La Stampa, aiuti militari al Consiglio della Difesa, botta e risposta Crosetto Borghi, un bel riquadrone con il ministro Crosetto che risponde alla provocazione del leghista Claudio Borghi, che avremo ospite il martedì alle 18:30. In Russia il tuo dissenso sarebbe vietato. Anche qui, ragazzi, non potete perdervi questo botta e risposta. Ne abbiamo già parlato prima in rassegna stampa, ma anche sulla Stampa. È bello potente. Giro di nuovo la pagina. Contro l'astensionismo puntiamo sul voto digitale. Ne abbiamo parlato già di questa cosa e magari lo rendiamo pure obbligatorio il voto. Che ne pensate? Se ne parla a pagina 11 del quotidiano La Stampa, che ci ricorda che ci sono paesi del mondo dove votare è obbligatorio: Australia, Belgio, Brasile, Cile, Grecia, Lussemburgo, Perù, Singapore, Thailandia, Turchia. Il paese obbligatorio per legge o in base alla Costituzione. Sono previste sanzioni anche se spesso non vengono applicate. Beh, anche da noi, ricordate, fino agli anni 90 mettevano fuori il cartello con quelli che non erano andati a votare, poi il cartello diventava un obbrobrio gigantesco, probabilmente hanno lasciato stare. Però oggi Michele Ainis, famoso costituzionalista, propone contro l'astensionismo il voto digitale. Disertare le urne intossica la democrazia. Così se ne parla oggi sul quotidiano La Stampa, che poi parla di sgambetto di Salvini, l'invito che Matteo Salvini ha fatto in Parlamento per Luca Zaia, pagina 12 del quotidiano La Stampa. Vedete la differenza, eh? Qualcuno parla di opportunità, qualcun altro di sgambetto. Mossa del leader leghista una settimana dalle regionali, si libera il posto di Stefani, sarà eletto con le suppletive. Zaia in Parlamento, lo sgambetto di Salvini agita il voto in Veneto, come se avessimo bisogno dello sgambetto di Salvini per agitarci. Siamo agitatissimi e citatissimi perché sarà una grandissima vittoria. Ma arriva Stefano Lorusso, signori. Chi è? Ma dai, ignorante, il sindaco di Torino. Che cosa dice Stefano Lorusso? Dice una frase che non mi aspettavo: la sicurezza è di sinistra. E con questo possiamo anche chiudere le trasmissioni di Radio Libertà. Ci sentiamo domani mattina. Noi sindaci insieme a Schlein tracciamo la nuova strada. Il primo cittadino di Torino dice: nel PD il legame rinsaldato per parlare al paese. La patrimoniale, il fisco italiano va ridisegnato nel suo complesso. Signori, intervistona oggi con il sindaco di Torino Stefano Lorusso a pagina 13 del quotidiano La Stampa. La sicurezza è di sinistra, la sicurezza è di sinistra, ma allora è per quello, signori, che ci sono prove di dialogo CQ tra il PD e i fuoriusciti della Lega. Ma dai, fuoriusciti dalla Lega, cioè erano della Lega, adesso non sono più della... Grimoldi ha lanciato il nuovo movimento federalista, che salutiamo caramente. Grimoldi fino all'altro anno ospite in tante feste della Lega per parlare male di Salvini. Del Bono: lavoriamo per costruire un'alleanza. Cioè praticamente questi si sono incontrati con un po' di gente, qualcuno è venuto, qualcun altro no, ma tra questa gente che ha incontrato i rappresentanti di questo partito di fuoriusciti dalla Lega, c'erano anche quelli del PD. Del Bono la vera sorpresa, il Dem Emilio Del Bono, ex sindaco di Brescia, quello che sfiderà tra qualche anno il nostro presidente del centrodestra, cioè Fontana, è andato alla riunione del neonato Patto per il Nord. E io ve l'ho detto, se volete uno studio di cartomanzia lo apro anche, perché questa cosa la sto dicendo da mesi, ragazzi miei. Cioè, uscite dalla Lega e fate felici il PD, che ringrazia e che va addirittura alla convention dei fuoriusciti
della Lega. È Del Bono la vera sorpresa, non evita il merito del discorso federalista, anzi lo rilancia. Ricorda di avere votato la riforma sul federalismo fiscale, e l'hanno fatta loro, quelli del PD, una prospettiva innovativa interrotta troppo presto, e parla di regioni e comuni ancora dipendenti da direttive statali. Devono avere piena autonomia impositiva, perché senza risorse proprie non esistono responsabilità né autonomia reale. Insomma, l'incontro tra il PD e i federalisti del neonato Patto per il Nord non è un inciampo di calendario, scrive La Stampa, ma il segnale di un movimento tellurico nella politica settentrionale. Non oso proseguire oltre, ragazzi, per oggi. È decisamente da comprare, soprattutto da parte di voi del Patto per il Nord, che so che mi ascoltate in moltissimi, anche perché se non c'è Radio Libertà c'è Radio Popolare, e non avete ancora coraggio di andare dall'altra parte, o no? Vai, giriamo pagina 18, signori. Vi do un po' di TikTok e pistole, perché è sempre più pericoloso avere questa applicazione TikTok. Io devo dirvi, non lo guardo proprio, ancora Instagram. TikTok e pistole, coreografie criminali, emoticon con legami di sangue, musica neomelodica, così i boss ostentano il loro potere sui social facendo il pieno di follower. Che schifo. L'articolo con la storia di Giuseppe Legato a pagina 18 del quotidiano La Stampa. Ricchissima, direi, eh? Eh sì, perché poi si parla anche di auto fuorilegge a pagina 19. In Italia sono 2,9 milioni di veicoli che viaggiano senza assicurazione. Un dato in forte crescita, soprattutto nelle città del nord, e questa non la sapevo. E aumentano anche i guidatori che scappano dopo i sinistri. E naturalmente sotto c'è la terribile notizia di Milano. Provoca un incidente con un morto e 3 feriti, non ha la patente, si finge un soccorritore. E l'altro che probabilmente era drogato. Anche sulla Stampa, pagina 26, la stretta sul telemarketing. Dopo lo stop ai contatti da rete fissa, da mercoledì scatta il blocco alle chiamate da finti cellulari italiani. I consumatori, i call center illegali cercheranno nuove vie. Il solo modo di fermarli è impedire i contratti via telefono. E anche questa non sarebbe male. Ne parla pagina 26 il quotidiano La Stampa, che come ultimo richiamo parla di tasse d'oro. Un emendamento alla manovra cambia la tassazione sul bene rifugio per eccellenza, con l'obiettivo di far emergere lingottini e preziosi detenuti dalle famiglie. Ecco a chi può convenire e perché. Ricordiamo che è uno dei 2 milioni di emendamenti e non è detto che passi. E io apro le linee. Chi vuole entrare in onda in questo momento può chiamare 0292947222. Mentre vi parcheggiamo vado a leggere il quotidiano Libero. Sentenze folli, giustizia stupefacente, scrive Fausto Cariotti in prima pagina. Per un giudice 4 kg di marijuana sono uso personale. Il rap giustifica l'utilizzo. Daniele Capezzone, meglio tardi. Elli scopre che la sicurezza è un problema. E poi c'è l'intervista oggi al sindaco di Torino, vuoi mettere? E ancora Antonio Socci, sussidi e bonus. Il PD chiede soldi ma non dice mai chi deve pagare. In centropagina Sinner colpisce ancora, batte Alcaraz e trionfa a Torino. Ma io entro all'interno perché la sinistra si indigna per il condono campano, ma per smaltire le pratiche servirebbero 625 anni, signori, ed è un caos creato da loro. Le opposizioni si scagliano contro la possibile regolarizzazione delle case, che però chiedeva perfino il governatore De Luca. Sono 70.000, dove mettiamo la gente, diceva. Cirielli di Fratelli d'Italia, è un atto di giustizia per le famiglie. Se ne parla oggi a pagina 2 del quotidiano Libero, con Piantedosi che smaschera i PD. Per i migranti vi va bene. Il ministro dell'Interno difende la norma di buonsenso e fa notare le incongruenze della minoranza con l'ira di Bonelli. Norma di buonsenso contro
distributore di impunità. Si gioca sul condono, l'ultimo miglio della campagna elettorale per le regionali in Campania, e lo scontro politico si è riacceso ieri sulle parole del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, il quale, a margine di una conferenza stampa sul tema sicurezza a Napoli, con accanto il candidato governatore del centrodestra Edmondo Cirielli, ha respinto la visione così negativa che la sinistra sta dando della sanatoria, facendo leva sull'ipocrisia della minoranza, pronta a dire sì al provvedimento se serve per motivi ideologici, vedi in maniera di migranti, e a criticarlo se la proposta arriva dal centrodestra. A parlare di condono l'altro giorno era lo stesso candidato Cirielli, definendolo un atto di giustizia, atteso per anni da tante famiglie campane costrette a realizzare case per necessità abitativa, non per abusivismo selvaggio. L'esponente di Fratelli d'Italia ha assicurato che in caso di vittoria sul candidato grillino Roberto Fico, la Campania sarà la prima regione a recepire la misura presentata proprio da Fratelli d'Italia con un emendamento alla manovra. La norma teoricamente vale per tutta Italia, ma nasce pensando alla Campania, perché nel 2003 la regione guidata da Bassolino decise di non aderire alla normativa nazionale, lasciando in sospeso migliaia di pratiche, come spiega bene Simone De Meo nell'articolo che c'è proprio quest'oggi a pagina 2 di Libero. 0292947222, ho aperto le linee, abbiamo 5 minuti per entrare in onda se volete commentare le notizie del giorno in diretta dalla vostra voce. Intanto pure Gianni fa il grillino: reddito di cittadinanza al via in 100 giorni, quanta ipocrisia. E infine le follie dei giudici sull'uso personale, l'articolo principale di Fausto Carioti oggi a pagina 6 di Libero. Giustizia stupefacente, ecco tutte le sentenze. Il sottosegretario Mantovano risponde alle toghe elencando le loro assoluzioni, prosciolto anche chi aveva 4 kg di droga, e fare il rapper riduce la pena. Intanto, riguardo la legge di bilancio, se ne parla anche sul Libero: banche, pensioni, cartelle, nella maggioranza si tratta. Lega e Forza Italia dicono di prorogare opzione donna e quota 103, ritirato l'emendamento contestato sugli scioperi. 0292947222, sentiamo chi c'è in linea. Pronto? Sì, buongiorno, ciao, chiamo da Trieste. Ciao. Ascolta, Salvini, quando era al governo, nonostante avesse contro tutti, è riuscito a fermare gli sbarchi. Cosa fa questo Piantedosi, Molteni? Non fanno niente. Allora, mettiamo come ministro degli interni un militare. Abbiamo Vannacci, che è una persona bravissima, almeno dal mio punto di vista. Cerchiamo di proporlo a lui. Almeno non ancora, però facciamo in modo che venga eletto. Ciao. Grazie, questa cosa non l'aveva mai detta nessuno. 0292947222. Pronto? Caduta la linea, e allora velocissimo, il più veloce entra in onda. Chiamate ora 0292947222. Pronto? Ciao Sammy, sono Walter. Quella. Ciao Sammy. Allora, bellissima la notizia di Cirielli, come cazzo si chiama. Quindi la Campania non è Italia, puoi costruire una casa. Io ho per disgrazia spostato un muro perché pensavo si potesse fare. Sono 2 anni che sto litigando col comune, spendendo soldi per ingegneri, avvocati. In Campania invece tiri sulla casa e poi te la bonifichi, dicono che va bene così. Che Italia di merda. L'altra cosa è questa, sui cani, il nostro Di Potenti, bravissimo, è giusto che faccia quello che fa. Ma ricordiamoci che ogni comune ha delle norme che prevedono che il cane sia chippato, vaccinato, che non si possa muovere, è una legge, con un collare più lungo di 1,5 metri. Il problema è che queste norme ci sono e non vengono fatte rispettare, quindi farne altre significa mettere delle altre leggi che nessuno rispetterà. Le leggi, se si fanno, devono essere rispettate, se no sono inutili. Poi volevo dire ai musulmani che hanno il cane che nel loro beato Corano di jinn, che sono i diavoli che li accompagnano all'inferno, sono dei cani. Quindi un musulmano che ha un cane non è un vero musulmano. Sarà mica un cristiano, non lo so. Piuttosto che un cane è meglio che prendano un maiale.
Ciao Sammy. Grazie, si scherza, amici musulmani, ci mancherebbe, però in effetti non ho mai visto un musulmano con il cane. 0292947222, il più veloce entra in onda. Gio da Torino mi scrive: sono per l'ora solare. Ogni qualvolta si va contro natura si incontrano solo problemi, innanzitutto sulla salute. Bravo Gio. E ancora, come volevasi dimostrare, educare l'uomo per tutelare gli animali, geniale. Se l'umanità si estingue sarà un dono di Dio, lo so, è peccato dirlo. Andrai all'inferno, caro Marco. E ancora, buongiorno a chi ci dice buongiorno, c'è ancora una chiamata. Pronto? Ciao Sammy, sono Augusto da Lecco. Uela, ciao ciao. Allora, c'è il signor Zelensky che ci sta trascinando a tutti i costi in una guerra totale contro la Russia. Io mi auguro che finalmente la Lega si chiami fuori e cominci un processo di distacco da questa pazzia NATO ed europea che ci sta portando come un treno in corsa verso l'abisso. Per favore, riscopriamo l'amicizia che abbiamo sempre avuto con i russi e molliamo Zelensky e il suo regime giudeo-nazista. E se vuoi ti spiego anche perché è giudeo-nazista, ma non mi sembra il caso. Grazie, caro. Altro, ti saluto e ti ringrazio. Grazie sempre a voi, perché siete voi i veri editorialisti di Radio Libertà, anche se tra poco arriva l'editoriale del nostro direttore. L'ultima notizia, no, c'è l'ultima chiamata, sentiamola. Pronto? Caduta? Ce l'abbiamo, eccola qua, pronto? Pronto? Ciao, ti ascoltiamo, buongiorno. Ciao, buongiorno. Potreste parlare per cortesia appena potete delle scie chimiche, che è una cosa molto importante, che non se ne parla per niente. Poi, come sempre tutte le cose, quando ormai le cose si scoprono è troppo tardi. Grazie e buona giornata. Grazie caro, è da un po' di anni che ne parliamo. Il problema sai qual è? Che questa è una rassegna stampa, io mi devo basare sui quotidiani e chissà come mai delle scie chimiche non ne parla mai nessun quotidiano. È strana sta cosa, eh? Parlano invece, in questo momento lo scrive il sito elettronico di Repubblica, di Zelensky che incassa la difesa aerea da Macron, e Zelensky è in tour, chissà mai che lo vediate anche dalle vostre parti. No, qui in Italia non è previsto il suo arrivo, chissà come mai. Sammy Varin si ferma, ma io ritorno, è una minaccia, alle ore 11. Avete ascoltato la rassegna